Signore e signori, amici del calcio a 5, buonasera e benvenuti dal Pala Torrino di Roma che ospiterà la settima giornata del campionato nazionale di Serie A2 di futsal per il girone B. In scena lo scontro fra Todis, Lido di Ostia e Città di Massa. Fischietto in bocca per il direttore di gara, arriva qui il fischio che apre la settima giornata di Todis e Città di Massa. Si è fatto valere l'estremo difensore di Massa. Adesso seguiamo ancora l'iniziativa, c'è una nuova conclusione, ma ancora una volta non ci sono problemi per Luca Dodaro che poi rimette subito in gioco. Il pallone è per Sergio Chilez che si appoggia sulla sinistra, dove è pronto ad accompagnare Juan Quintin, numero 2 che cerca lo scarico all'indietro. Bertoldi, Todis pronto ad affrontare l'attacco degli avversari con Giorginio che recupera, Dodaro, grande uscita. Adesso poi occhio perché riesce ad andare via Cattini che va dentro. E per un soffio sul pallone di Cattani non arriva la chiusura di Bertoldi. Ancora una volta non può passare, 6 minuti scaduti nei primi 20 effettivi, 0-0 ancora il parziale fra Todis, Lido di Ostia e Città di Massa in questo settimo turno del girone B di Serie A2 nazionale. Ancora Todis a provare, qui Gattarelli non è riuscito a far filtrare il pallone in zona Lara, e allora con Cattani e Bertoldi prova a ripartire Massa, seguiamo l'iniziativa poi di Sergio Chilez che vuole andare dentro, ma Gattarelli in scivolata compie una grande chiusura. Nativo di Passofundo che non è riuscito però a trovare i pali nemici, di seguito Taloni recupera, non riesce ad affidare ad Esposito, ma Cimanghigno Cimanghigno arriva così il gol che sblocca il parziale dopo 11 minuti nel primo tempo. Passa in vantaggio la Todis, la firma è proprio di Cimanghigno, 1-0. In arte Cimanghigno che trova una gran conclusione sotto l'incrocio, ancora Todis con Taloni, 1-2 spaventoso della Todis Lido di Ostia. 10 secondi per mettere in rete due marcature, la seconda è di Taloni, 2-0 a 9:30 ancora da giocare nel primo tempo. È sostituito, intanto occhio perché Massa rischia tantissimo in questa uscita e poi il miracolo, che parata distinto da parte di Dodaro sul colpo di testa di Barra. 2 minuti di primo tempo. Seguiamo l'iniziativa con Mattias Lara, pronto a suggerire all'indietro, Gattarelli, si fa trovare Giorginio, avanza palla al piede, il pallone per Cimanghigno che si gira e spara con il mancino, molto vicino al gol del 3-0, soprattutto nello smarcamento. Intanto ancora Toscani all'impostazione, resa difficile dalla pressione della squadra di Grassi, poi è Cimanghigno a recuperare il pallone, quindi Taloni sulla destra, Mattias Lara protegge la sfera dalla pressione degli avversari, poi all'indietro per Giorginio, Cimanghigno per Taloni, ancora il numero 10 con il mancino al lato, il tentativo di Giorginio. 12 secondi alla conclusione di questo primo tempo, ultimo possesso in favore della Todis, qui Giorginio decide però di far trascorrere tranquillamente questi secondi, poi a dire il vero vuole sorprendere, oltre che noi anche Dodaro riesce a trovare la parata al numero 16. Arriva qui il suono della sirena, i due fischi del direttore di gara dopo i primi 20 effettivi. Todis, Lido di Ostia 2, Città di Massa 0. Arriva qui il fischio che apre il secondo tempo. Pericolosa però la conclusione partita dal destro di Cattani. Adesso ci provano ancora i toscani, occhio però al pallone che rimette in gioco Cimanghigno col mancino, il numero 11 si oppone Dodaro. Allora, dopo l'intervento dell'estremo difensore ci sarà la rimessa da tre quarti di sinistra per Todis, il pallone rimane lì, Cimanghigno, 2 volte Cimanghigno e poi Dodaro riesce a farla propria, poi vuole subito rinvio profondo con Todis che protegge l'uscita del pallone, con tutti i suoi compagni, ad eccezione di Di Ponto, nella tre quarti avversaria. Occhio a Barra che lascia lì per Giorginio, mancino largo. Pallone verso Barra che ha spazio per calciare e trova un gol
incredibile il capitano della Todis, quello del 3-0 degli Ostiensi, quando i minuti nel secondo tempo sono 8 e sono così anche 8 i centri stagionali di Barra. 3-0. Non riesce a portare a compimento i propri intenti. Ad ogni modo la Todis può consolarsi perché ha guadagnato la rimessa in zona offensiva già battuta. Taloni si allarga Barra sulla destra, va a ricevere ora il capitano, buona la finta, ma poi Cattani torna in marcatura e allora c'è lo scarico. Adesso Lutta, la combinazione con Dallago, Lutta con il destro morbido, largo. Può recuperare la sfera la compagine toscana che ci prova con Domenici, il pallone verso Bertoldi che deve fare in fretta, sono pronti in 3 a portare la pressione, quindi il pallone che va a cercare Cattini, ma in realtà trova Lutta in avanti per Cimanghigno che prova a buttarla dentro così, non ci riesce il numero 11. Domenici, quello della città di Massa, il pallone poi verso Cattini, buon lavoro di Cattini che va al destro, di Ponto para in braccio questo pallone, lascia lì per Ivan Chilez che trova un gol fantastico sotto l'incrocio di destra, non può veramente nulla di Ponto. 3-1 e occhio perché ad 8 minuti dalla fine si riporta a -2 Massa. 2 le lunghezze che dividono le due squadre ai 7 minuti e 50 secondi dalla fine della partita. Occhio ora a Cimanghigno che va a calciare, conclusione violenta ma larga, lato a lato. Mattias Lara alza la testa al numero 7, c'è Barra che detta il passaggio, il capitano trova ancora l'argentino che sulla sinistra vuole Taloni, qui non riesce il controllo a seguire, poi occhio perché il recupero del pallone avviene regolarmente, Mattias Lara con la punta, poi il pallone torna su Lara che non riesce però a propiziare verso Taloni. Di Ponte lascia libero lo spazio per andare direttamente, lo fa in maniera consapevole, c'è la parata di Ponte che può rimettere in gioco questo pallone partendo dalla propria metà di campo. Ha rischiato tantissimo la Todis in una situazione precedente, intanto qui viene dissipato il possesso, occhio perché Massa può riprendere dalla bandierina, un paio di deviazioni, poi il pallone rimbalzato dal palo. Ora il fischio, Lutta lascia la battuta a Cimanghigno che va direttamente verso i pali, impattato l'unico uomo in barriera, si trattava di Cattani e poi occhio perché qui c'è l'infortunio che occorre ai danni di Dodaro, il pallone finisce in fondo al sacco e arriva così il gol del nuovo +3, il 4-1 della Todis. Alla conclusione Giorginio, poi occhio a Cimanghigno in interdizione, Barra verso la porta, il pallone termina al lato di pochissimo per Esposito, voluto nuovamente in campo da parte di Grassi, quindi sulla destra si fa trovare ancora il capitano, poi occhio al taglio di Giorginio, molto ben interpretato da parte di Quintino. Ora Chilez prova ad andare dentro, panchina di Massa che chiama a gran voce il tocco con il braccio, poi occhio perché Cimanghigno riesce a sistemarsi il pallone per calciare quando la porta era rimasta ancora vacante, il pallone va ad impattare il palo esterno prima di finire al lato. In ogni modo l'intervento di Cimanghigno sembrava, quantomeno dal mio punto di vista, essere stato effettuato con il volto. Intanto occhio perché Giorginio recupera e questa volta è precisa la battuta, arriva così il gol che blinda ulteriormente il risultato e la partita, la marcatura è la seconda di Giorginio per il 5-1 della Todis. Capocannonieri interna alla Todis Lido di Ostia, diventa lui il miglior marcatore di queste prime 7 giornate. Adesso occhio a Barra che va a suggerire in avanti per Cimanghigno, c'è spazio anche per la doppietta del numero 11, 6-1 Todis Lido di Ostia ad 1 minuto dalla fine. E poi Todis che rimette in gioco Valerio Lutta, ultimi 15 di gioco, occhio a Barra che vuole andare a calciare e riesce a trovare il gol della propria doppietta personale e il 9° centro stagionale e dunque viene pareggiato Giorginio, i due sono a pari merito come migliori marcatori della Todis Lido di Ostia. Il risultato
va sul 7-1. I 3 fischi del direttore di gara che sanciscono il sesto successo in questo strepitoso inizio di stagione della Todis Lido di Ostia, con 19 punti in classifica ed il primato consolidato. E allora con noi Edoardo Di Ponto al termine di Todis Lido di Ostia, città di Massa. Edoardo, voglio subito chiederti un commento a caldo sulla partita. Partita, diciamo che come è successo altre volte doveva essere chiusa prima, abbiamo tenuto in gioco fino, diciamo, agli ultimi 5-6 minuti, poi è uscito fuori il gol, diciamo, mio fortunoso, però insomma dobbiamo essere bravi a lavorare su questo aspetto, perché certe partite devono essere chiuse prima, perché poi il rischio di tenere gli avversari in gara, diciamo, è troppo alto e non ce lo meritiamo. E allora, siete passati sul 2-0, lì la partita sembrava condotta con un certo margine di tranquillità, poi a un certo punto il timeout di Grassi ha segnato un po' una nuova carica della Todis Lido di Ostia, sei d'accordo? Sì, no, ma sì, sicuramente è così, era importante cercare di fare il 3-0, quindi logicamente siamo stati spronati soprattutto sul concludere in maniera importante sotto porta. Il problema nostro più grosso, e poi alla fine è arrivato il gol di Barra, però insomma abbiamo avuto troppe occasioni e ne abbiamo sbagliate troppe, secondo me. E allora adesso vi aspetta un turno di riposo, su cosa lavorerà in settimana la Todis Lido di Ostia? Sicuramente ci prendiamo un giorno di riposo domani e poi ci riposiamo un pochettino, anche perché abbiamo fatto tante partite attaccate, dobbiamo recuperare qualche giocatore, recuperiamo un po' di energie mentali soprattutto, e poi niente, ci alleniamo come sempre, ci alleniamo per cercare di vincere più partite possibili e poi vediamo. Ultima domanda per Di Ponto, la classifica dice che avete 19 punti, 6 vittorie, un pareggio nelle prime 7, quanto ottimismo c'è rispetto al conseguimento dell'obiettivo che vi siete posti? Un ottimismo giusto, quello che penso io, come già ho detto, dobbiamo essere umili, consapevoli e coi piedi per terra. Questo è l'unico modo per provare ad arrivare più in alto possibile al nostro obiettivo, diciamo. E allora io faccio i miei complimenti ad Edoardo Di Ponto e a tutti i suoi compagni e allego un saluto ed un ringraziamento.